Io il mio paese sto io un comune ma è attaccato. Come sta la nipotina? Bene, grazie, bene. Esce? Bene, sì, Adesso sì. quando? Il giorno 11 giugno farà... C'è un link per vedere la partita? Il tempo passa. Sono stato generato. Sì, sì. La possibilità che si appoggia alla mamma. L'importante è che sta bene e cresce. Io ringraziando a Dio, però la montagna di sempre comunque la nuora
E ben trovati allo stadio Pigna di Alzano Lombardo. Ora si fa decisamente più sul serio dopo la disputa delle finaline terzo-quarto posto. Arriva il momento delle finalissime per assegnare i trofei di questa edizione 2026 del campionato nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili. Siamo passati da Scanzo Rosciate ad Alzano Lombardo intanto per la finalissima di Coppa Italia, e già qui c'è un primo titolo da difendere, ovvero sia quello di Palermo che affronta Milano. Poi sarà la volta di Bergamo e Catania per il rematch della partita che assegnerà lo scudetto. Stiamo anche prendendo appunti su chi scenderà in campo da entrambe le parti. Con tra l'altro anche i bimbi che sono scesi sul terreno di gioco. Questa bellissima immagine anche per dare ulteriore umanità a questo evento molto sentito, anche oltre che per il semplice tra virgolette titolo. Tutte le squadre sono già pronte a scendere in campo e iniziare la partita. Foto di rito da entrambe le parti. Poi si inizierà a fare sul serio. Ricordo in palio la Coppa Italia vinta da Palermo un anno fa. Tutto pronto per l'inizio della partita. Il primo giro al pallone verrà dato da Palermo, maglia rosa fluo, pantaloncini e calzettoni neri, maglia verde con inserti bianchi, pantaloncini verdi, calzettoni bianchi per Milano. Tutto pronto per l'inizio della sfida. Il direttore di gara attende e poi emette il fischio. È iniziata la finale di Coppa Italia tra Palermo e Milano, con i rosa in possesso
Subito chiamato in causa il portiere Scalici. Allora, formazioni proprio con Scalici in porta per Palermo, poi in ordine numerico: numero 4 Arlotta, numero 5 Butticè, numero 6 Pagano, numero 9 Seminerio, numero 10 Tortorici, numero 13 Maltese, numero 14 Manfredi Ferrara, numero 25 Vassallo, numero 46 Muscolino, numero 77 Campagna. Risponde Milano, in porta c'è Baccaro con il numero 90, poi in questo caso ordine alfabetico: numero 25 Antoniazzi, numero 21 Arcuri, numero 14 Bespalco, numero 5 Colombo, numero 29 Daniello, numero 4 Foresta, che è anche il capitano, numero 2 Iannace, numero 3 Liberatore, numero 7 Stracuzzi, numero 8 Zampiccioli, detto di Vaccaro, che è il portiere, con la maglia numero 90. Subito lanci in avanti, intercetta Pagano, poi fallo su Zampiccioli da parte di Vassallo, punizione per Milano, a terra entrambi. Contatto è stato duro ma corretto. Sulla palla si è portato Stracuzzi col numero 7. Il solo Muscolino è lontano dalle zone dell'operazione per quanto riguarda Palermo. Milano invece porta 5 uomini a saltare. La palla scodellata in mezzo da Stracuzzi, colpo di testa ad allontanare, poi sfera che rimane in aria, alla fine la sforbiciata a mettere fuori, ma insiste ancora Milano con questa palla giocata in avanti. Ci pensa Scalici a farla sua e a lanciare subito. C'è l'avanzata da parte di Campagna, poi l'intervento a chiudere di Iannace, rimessa Palermo. Con le mani ancora Campagna, giocata in avanti con la chiusura da parte proprio di Stracuzzi, poi Foresta fermato dall'intervento di Seminerio, poi ancora l'anticipo ai danni di Arlotta e allora palleggia Milano. Lancio lungo, troppo lungo da parte di Liberatore. Si partirà con un rinvio dal fondo. Ricordo la formula di queste partite con 2 tempi da 45 minuti, poi in caso di parità 2 tempi supplementari da 10 minuti ciascuno e non 15, e poi l'eventualità di ricorrere ai calci di rigore. Qui Semineri insegue il pallone che è uscito. Ma sarà fallo laterale ancora per la squadra milanese. Col tocco indietro viene a prendersi la palla e la riceve Antoniazzi. Cambio gioco sul quale c'è Ferrara, il quale intercetta. Ferrara col dribbling riesce a passare, ancora Ferrara scucchiaia molto bene questo pallone per il pallonetto che esce di pochissimo da parte di Anello. E dunque subito opportunità per Palermo. Anello che non avevo annoverato nella formazione titolare, che evidentemente titolare lo è, come. Qui intanto pallone recuperato, prova a lottare Arlotta, messo giù. Sì, non è in campo Tortorici rispetto a quello che avevo detto prima. Punizione battuta intanto, qui non riesce la giocata a Vassallo, poi Pagano. Palla controllata adesso da Milano con Arcuri che ha il problema di girarsi e dunque è costretto a mettere palla in fallo laterale. Dunque subito palla gol per Anello, che già l'anno scorso nelle finali disputate a Terrasini
aveva fatto vedere il suo potenziale. Rimessa con Vassallo ancora servito, chiusura da parte della difesa di Milano, poi la spinta di Pagano ai danni del numero 14 Bespalco e allora punizione per gli uomini in tenuta verde con Arcuri. Il passaggio poi per Colombo, ora a sinistra agisce Iannace, Stracuzzi, poi ancora giro palla da parte di Milano con Colombo che lancia da quest'altra parte dove c'è Arcuri, altro lancio, colpo di testa da parte di Butticè, allora prova ad uscire, palla al piede Ferrara, resiste, poi subisce il fallo da parte di Arcuri. Punizione per Maltese, palla lunga, troppo lunga per tutti, interviene in uscita Vaccaro, chiede scusa Maltese, ora gira palla con il liberatore Milano, Colombo, ancora liberatore, battuta lunga, colpo di testa all'indietro, intelligente da parte di Butticè per Scalici. Palla lunga intanto, Maltese la rincorre, liberatore gliela nega, poi cerca anche un contatto, non lo trova, allora il liberatore può andare da solo. Il tocco corto per Zampiccioli, ora Antoniazzi, Iannace. Ancora Zampiccioli, pressato da Maltese, riesce a liberarsi, Maltese prova ad aggrapparsi alla maglia, è quello che fa, commette fallo. Calcio di punizione per la squadra lombarda, sarà una doppia sfida Lombardia-Sicilia in queste finalissime. Tanto 8° minuto in corso, sempre parziale di 0-0 qui ad Alzano Lombardo. Colpo di testa da parte di Bespalco, poi allontana in qualche modo la difesa palermitana, ma insiste Milano con Antoniazzi, il lancio con la sponda aerea che non va a buon fine, esce Scalici e riparte Seminerio per Palermo. Arlotta, pressato, torna da Campagna, lancio lungo, intercettato da Colombo, poi ancora Arlotta, la mette giù, poi Seminerio pressato, resiste, Stracuzzi la salva, poi Anello mette in fallo laterale. Colpo di testa tentato, poi riconquista Anello, Seminerio, Muscolino, l'appoggio indietro a Maltese che dà aria alla manovra servendo Ferrara. Va Ferrara, l'1 contro 1, saltato qui Arcuri, Ferrara allunga la falcata, resiste ad un'altra carica, poi conclusione che è debole da parte di Vassallo. Ancora però Palermo in possesso, sempre con Vassallo. Cerca la corsa di Ferrara. Ferrara va ancora a puntare Arcuri che questa volta non si fa saltare. E poi tocca Vassallo in fallo laterale. Messa proprio per il numero 21 Arcuri. Liberatore, Colombo, Iannace, sterza, incespica sul terreno, allora recupera palla Anello, steso,
Punizione per Palermo. Con la palla fiondata verso l'area, esce con i pugni senza rischiare Vaccaro. Poi occhio alla ripartenza da parte di Daniello. Poi la sponda sbagliata, c'è Ferrara, anche l'arbitro in mezzo, poi alla fine riconquista Zampiccioli, che va a riconquistare, tocca Muscolino, anticipo di Iannacesus Seminerio. Poi l'aggancio da parte di Capitan Foresta, guadagna un ottimo fallo laterale Vassallo. Rimessa per il numero 25 di Palermo. L'anticipo da parte di Arcuri, poi Pagano insieme a Buttice a scaricare indietro per Scalici. Campagna, Scalici, anzi Buttice ovviamente, Scalici è il portiere. Vassallo, incespica Vassallo, adesso rischia sulla pressione di Zampiccioli, poi serie di rimpalli, riconquista il numero 8 Meneghino, ma ancora Palermo che per un attimo ritrova la palla. Zampiccioli protegge, qui almeno prova a proteggere Bespalco, che è l'ultimo a toccare, protesta. Fallo laterale, verrà ancora battuto da Vassallo. Le viene a prendere Maltese, poi Buttice. Campagna. Seminerio viene a prenderla, spazio anche per ricevere, viene messo giù, non secondo l'arbitro, da Stracuzzi. Poi Anello torna a prendersi la palla, si gioca anche qui. Anello, sterzata, poi Arlotta va dentro l'area, viene stoppato da Iannace il suo intervento, poi Maltese con recupero, Maltese, scivolata vincente di Liberatore, e ora occhio alla ripartenza di Milano con Zampiccioli. Controllo non perfetto di Daniello che perde palla, colpo di testa di Liberatore, poi quello di Iannace alla fine, occhio allo scontro, l'arbitro fischia, punizione per Palermo con Foresta che ha commesso fallo su Campagna, duello naturalistico quasi. Palla gestita da Vassallo, lancio lungo dalle parti di Vaccaro che anticipa l'onnipresente Maltese. Colombo, Vaccaro, Liberatore. Viene incontro a prendersela anche Antoniazzi. Poco movimento in avanti Milano, squadra quasi spaccata in due, quella bianca e verde. Zampiccioli, controllo, subito aggressione da parte di Arlotta che gliela porta via. Campagna, tocco un po' preciso e allora Foresta con il lancio per la corsa di Arcuri, quello in qualche modo riesce a prendersi la palla, poi arriva Ferrara. Vassallo la gira dove c'è però Foresta. Zampiccioli, Antoniazzi, tocco per Stracuzzi, resiste Stracuzzi ad Anello, poi lancio verso Bespalco, esce, bravissimo qui Scalici, non era facile intervenire. Poi attenzione allo scontro, si gioca, pallone giocato in avanti, interviene Pagano, poi Bespalco, ancora Maltese,
lo scontro con Bespalco che commette fallo. Questo è giallo. Cartellino! Non l'ho visto. Cartellino, arbitro! Però rosso. Si rialza Maltese. Subito cenno d'intesa con Bespalco. Punizione battuta da Palermo con Pagano che serve Butticè. Ora Campagna. Lancio del 77 scattato Seminerio. Seminario! Colpo di testa a mettere fuori da parte di Iannace. Con le mani Campagna. Seminerio, controllo e cross. Colpo di testa di Colombo a mettere fuori. Poi forse sbilanciato Butticè che guadagna un ottimo calcio di punizione. Le proteste da parte dei giocatori di Milano, il direttore di gara è inamovibile. Qui ora se segnano vuol dire come se ci avessi fatto l'assist. Sulla palla c'è Maltese che conta i passi, 4 in barriera per Vaccaro. Fischia l'arbitro. Maltese sorvola la traversa. La battuta di Vaccaro lunga, stacca Foresta, poi l'intervento di Arlotta e Milano che gestisce, poi scivolata di Anello sul pallone. Ora lancio per Zampiccioli, troppo lungo, allora arriva Scalici. Pagano. Arlotta. Campagna. Lancio di Campagna, l'intervento da parte di Antoniazzi che poi la calcia lontano. Facciamo però compagni per ricevere allora ancora Campagna col dribbling rischioso ma efficace. Alla fine allontana Butticè sui piedi di Liberatore. Stracuzzi prova ad allungare la falcata contro Campagna, mette in mezzo, interviene Butticè, poi un tocco sul colpo di testa di Maltese e alla fine arriva Seminerio. Palla indietro a Campagna, vuole ragionare e vuole palleggiare Palermo. Anello, controllo, spalla alla porta. A salire Compagni, va da Arlotta, qui finta di corpo necessaria per disorientare l'avversario. Alla fine Pagano appoggia a Vassallo. Colpo di testa che però favorisce Maltese, fronteggia Maltese, tocco per Anello, ancora pallone di ritorno che però non arriva. E allora Colombo allontana su Stracuzzi e viene anticipato la Campagna. Poi Anello sbilancia fallosamente l'avversario. Punizione per Milano. 20° in corso. Lancio di Colombo, di testa Vassallo, poi palleggio da parte di Arcuri, che Stracuzzi spalla alla porta, lo ferma ancora Campagna, poi altra giocata in avanti di Antoniazzi sbagliata, arriva Maltese con il tackle. Rimessa per Milano.
Deve arrivare il pallone, è andata a recuperarlo Scalici in prima persona. Tanto sole che va a mitigare la temperatura qui ad Alzano Lombardo, più caldo rispetto alla mattina. Con le partite giocate a scanso rosciate dopo la pioggia della notte e del primo mattino. Tanto Vassallo con le mani, la chiusura, poi ancora Vassallo passa al centro, non trova compagni, c'è la chiusura, poi Maltese su Stracuzzi, punizione. Punizione battuta da Colombo, colpo di testa di Pagano, poi quello di Arlotta, prova a correre Anello che allarga su Seminerio. Seminerio prova ad accelerare, dribbla Stracuzzi, va sul fondo, Seminerio propone la palla in mezzo, chiude in qualche modo, prima Colombo e poi Liberatore che subisce il fallo. Si difende bene Milano anche in questa circostanza. Punizione già battuta, ma battuta male. Tanto cooling break, ci si rinfresca un po'. Perché devo non gioca. Il maestro è come Piero. Francesco, piedi. Sono forte. Si può ripartire dunque dopo questo minutino di sospensione, 25esimo che è scaduto da poco. Vediamo che alle 17:30 invece si
si giocherà la finalissima scudetto tra i detentori di Catania e i padroni di casa di Bergamo, che tra l'altro l'anno scorso hanno ceduto lo scettro proprio agli etnei. Occhio al calcio di punizione allora con Maltese, la palla che spiove, va caro ancora con i pugni. Arlotta, Campagna, passa dal centro, pallone rischioso, prova ad arrivare Maltese che però desiste, poi è bravo qui in uscita Arlotta a recuperare, pallone in avanti, Muscolino per Arlotta, Arlotta tiro deviato, palla in calcio d'angolo. Qui buon recupero palla da parte di Arlotta, che poi è andato anche a cercare gloria personale col tiro. Arriva il calcio d'angolo battuto proprio dal numero 4 in maglia rosa fluo. Pallone che spiove nel cuore dell'area, sfiora Pagano, poi corre Ferrara che brucia sullo scatto Zampiccioli. La palla però poi esce. Rimessa per la squadra milanese con Arcuri. Colpo di testa che sbatte addosso a Vassallo, guadagna ancora un fallo laterale qualche metro più avanti Milano. Rimessa ancora battuta da Arcuri, questa volta Vassallo a fronte piena, Ferrara, Muscolino fa sponda, poi c'è la triangolazione che si chiude, prova ad arrivare Ferrara, Ferrara poi brucia sul passo Arcuri che allunga l'ultima falcata per negare di fatto la volata verso la porta a Manfredi Ferrara. Ventinovesimo minuto in corso, ancora tanto equilibrio. Tutte e tre le partite raccontate finora hanno visto parecchio equilibrio nelle prime fasi, l'unica che ha avuto un po' di scossoni è stata quella tra Napoli e Trani, il terzo e quarto posto per le finali di scudetto, in cui poi alla lunga i partenopei sono riusciti a avere la meglio. Ferrara con il cross, colpo di testa fuori misura da parte di Muscolino. Dai Muscolino! Te la fumi! Muscolino approva la giocata di Ferrara. E Palermo che pressa i portatori di palla di Milano. Arlotta riconquista, però poi in qualche modo Foresta se la riprende. Zampiccioli, Maltese gliela porta via, poi Ferrara la gioca male questa volta. Liberatore, fallo di Maltese. Pattelungo Liberatore, c'è la sponda che riesce ma Bespalco è in netto fuori gioco. Sulla bella giocata questa volta con Daniello. E punizione per il Palermo con Bespalco che ha dato un'occhiatina all'assistente, al secondo assistente, ma sembrava esserci il fuorigioco da parte del numero 14 milanese. Liberatore, Colombo, girata subito di Stracuzzi, Pagano con l'uscita in anticipo. Allora può avanzare Ferrara,
Ferrara con lo scarico maltese, per lui quella è anche zona tiro, infatti ci prova, ma anche stavolta la mira imprecisa. Grande Michael! Vabbè. Vaccaro lascia l'incombenza della battuta al liberatore. Battuta lunga da parte del numero 3 di Milano, colpo di testa di Butticè, poi maltese col controllo, Ferrara, muscolino, spinto da liberatore. Calcio di punizione per Palermo. Sul pallone c'è Arlotta. Ora segna mai. Parte Arlotta col pallone che spiove in aria. L'ha toccato un giocatore di Milano ed è dunque calcio d'angolo per Palermo. Non mi lamento. Non mi lamento. Tira a 4. La battuta dalla bandierina, pallone che spiove, non riesce a intervenire nessuno, allora Ferrara, sterzata di Ferrara, guarda la porta, cerca invece il cross, colpo di testa di Colombo, Arlotta, pallone che arriva al limite dell'area, allontanato da liberatore, poi maltese, Ferrara ancora, questa volta Foresta a intervenire, poi tocca l'arbitro. Ok. Intanto recupera Milano, liberatore, strozzato da maltese il suo lancio, poi Arlotta contro Stracuzzi che scivola, Pagano, battuta di Pagano, colpo di testa di Muscolino, poi è bravo Arcuri su Anello, Zampiccioli, l'anticipo e poi la corsa di Foresta, controllato e fermato da Pagano. Anello controlla a seguire e a terra Pagano e poi palla messa fuori perché c'è a terra Pagano. Siamo al 35esimo, si è rialzato Pagano, quindi 11 minuti più recupero, da capire se ci sarà recupero. Dai Manfredi! Pallone restituito a Palermo, che ricomincia da Butticè. Butticè, arriva Seminerio che viene fermato però dall'intervento di Daniello, poi torna sul pallone il numero 9 di Palermo, Campagna, rischia andando da Arlotta che però riesce a gestirla, Vassallo, la finta su Zampiccioli, poi palla lunga, è rimasto però fermo sui blocchi Ferrara.
Sarà fallo laterale per Milano. È rimessa per Arcuri. Ferrara non arriva, poi il tocco arriva con il numero 14 Rosa già fuori dal campo e allora giusto a segnare il fallo laterale a Palermo. Arlotta, Butticè, lancio lungo, interviene Iannace, poi Zampiccioli, chiuso da Vassallo. Foresta prova a far partire Stracuzzi che adesso accelera. Stracuzzi prende campo, ancora Stracuzzi, fermato, fischio e fallo. Con 2 giocatori a terra, uno per parte. Sulla sabbia, no? Richiamate entrambe le panchine, forse anche i sanitari devono entrare. Si rialza Stracuzzi, almeno pian piano. Sono rialzati tutti e allora si può effettuare la punizione. Resta comunque il fatto che i sanitari erano addirittura fuori dal rettangolo di gioco. Per entrare bisogna fare un bel giro, quindi sarebbe il caso che cambiassero punto. In ogni caso calcio di punizione per Milano. Il minuto è il 39, appena cominciato. Sulla palla Colombo, ma anche Iannace. Fischia l'arbitro, parte Colombo, la palla esce, la lascia sfilare Scalici, anche con una certa nonchalance. Scalici che poi rimette in gioco il pallone su Butticè. Vai, 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 vai! Scalici raccoglie il pallone. Muscolino in mezzo a 2, riesce a tenerla anche con un ottimo gioco di gambe. Poi Maltese. Arlotta apre a destra su Campagna che appoggia Butticè. Anello. Seminerio. Pallone in mezzo, Muscolino non arriva, poi sfortunato anche Ferrara che viene colpito dal rinvio di Arcuri, poi ancora Arcuri per Zampiccioli, in mezzo a 2. Riesce a calciarla lontano dove c'è Butticè. Rischia Butticè incespicando sulla palla, poi che la porta via Bespalco, alla fine Scalici la allontana e la allontana bene perché c'è Vassallo solo. Vassallo fionda dall'altra parte, interviene Iannace, poi Stracuzzi pressato in maniera fallosa dall'altro numero 7 in campo, ovvero Anello.
Punizione battuta da Colombo, colpo di testa di Butticè, poi Arlotta per Maltese, Muscolino, tocco poi largo di Arlotta per Seminerio, Seminerio, cross, è arrivato Muscolino ma è arrivato prima Comandatore a mettere in fallo laterale. Già la seconda volta che Seminerio e Muscolino cercano di dialogare. Anche questa volta la difesa ha chiuso bene, però occhio a questa rimessa per Palermo con Maltese. Palla che arriva in area, colpo di testa a mettere fuori di Stracuzzi, poi Vassallo, controllo, finta il tiro, poi crossa dall'altra parte, Iannace è bravissimo su Anello, ma è fallo laterale per Palermo. Anello fermato e l'ultimo tocco è il suo. Foresta, tocco con Zampiccioli che lotta con Vassallo, resiste anche ad una trattenuta il numero 25 palermitano. Maltese, fallo di Zampiccioli che prosegue nel suo pressing e viene anche ammonito. Si rialza Maltese. Qui Butticè anche a placare un po' gli animi. Calcio di punizione per Palermo, mancano circa 2 minuti. Poi da capire se il direttore di gara farà recuperare il minutino concesso per il cooling break o se manderà negli spogliatoi le squadre, perché comunque per il resto altre interruzioni grosse non ce ne sono state. Colpo di testa, poi Anello, Arlotta bene d'esterno su Seminerio. Seminerio cerca spazio per la giocata, poi perde il pallone nel contrasto con Iannace, ora Stracuzzi. Stracuzzi giù, tutto regolare nel contrasto con Seminerio. Poi scivolata fallosa di Anello, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio. Zampiccioli fermato da Vassallo e poi l'arbitro fischia. Non si è concretizzato il vantaggio. Il direttore di gara che è andato subito ad abbassare i toni tra le due panchine. Naturalmente la posta in palio è importante, c'è una coppa da andare a conquistare, quindi ci sta un filo di tensione, anche un po' di stanchezza perché entrambe le squadre hanno giocato giovedì. Seminerio sbilanciato da Stracuzzi, fallo. La sensazione è che, considerando la tensione che è emersa, arriva come una benedizione l'avvicinarsi dell'intervallo, anche per raffreddare un po' gli animi e schiarirsi un po' le idee da entrambe le parti. Pagano lascia inizialmente la palla a Butticè, poi va lungo, troppo lungo per tutti. La riparte Milano. Stracuzzi, liberatore, lancia Zampiccioli, solito duello con Vassallo, pallone poi toccato dal numero 25 palermitano per l'uscita di Scalici. Scade il 45esimo, Ferrara riesce a passare, accelera Ferrara che resiste anche ad una scivolata, poi il campo finisce. Rimessa per Milano,
si sta giocando, penso, il minuto extra derivante dal cooling break. Rimessa di Arcuri di testa vassallo e per l'arbitro va bene così per il primo tempo. È 0-0 anche questo primo tempo, come quelli delle finaline di questa mattina. Tra circa un'ora scopriremo chi tra Palermo e Milano porterà a casa la Coppa Italia di quest'anno.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Palermo contro Milano, in palio c'è la Coppa Italia dell'edizione 2026 del campionato nazionale riservato ai dottori commercialisti e esperti contabili. Esattamente come le due finali terzo quarto posto commentate stamattina, ovvero sia Bari Foggia per la Coppa e Napoli Trani per il campionato. Il risultato al termine dei primi 45 minuti. Vedremo naturalmente quale sarà l'epilogo di questa terza e penultima partita. Ricordiamo che alle 17:30 è prevista la finale dello scudetto e sarà la rivincita dello scorso anno tra i padroni di casa di Bergamo, che vogliono riprendersi il titolo, e i detentori del tricolore, ovvero Catania, che invece questo scudetto se lo vuole tenere stretto sulle maglie. Ricordiamo l'anno prossimo sarà Pescara a ospitare l'evento finale. Vedremo se ci sarà ancora Sportifili con le proprie telecamere a seguire. Non ci sono stati cambi rispetto al primo tempo. Ora è Milano che gestisce palla con Daniello, colpo di testa a cercare Vespalco, serie di trattenute, con la più vistosa è stata quella del numero 14 milanese, e allora punizione Palermo con Seminerio. Cambia gioco, lo fa dalle parti di Ferrara. Ferrara calibra il cross, grande salvataggio qui da parte di Colombo, che poi è anche caduto male nel tentativo di anticipare Seminerio, è rimasto giù il numero 5 milanese. Allora ne approfitto per andare a vedere chi sono gli uomini in panchina da entrambe le parti. Addirittura è richiesto l'intervento dell'ambulanza. Panchina Palermo con in ordine numerico Favatella, Tortorici, Natale, Parisi, Oteri, Paolo Ferrara, Vitrano, Caruso, Gagliano, Danna, Saverino, Genovese, Arisco e Barcellona. Dall'altra parte in panchina per Milano, in questo caso in ordine alfabetico, Cerati, Cicciu, Di Candia, Griffini, Iannello, Longobucco, Lorini, Merli e Tracanella. Arrivano i sanitari con eccessiva flemma, considerando che cure del caso per Colombo. nostro.
Tanto nel frattempo si opera un cambio in casa milanese. Entrava Talaro, probabilmente uscirà proprio Colombo, che non credo sia in condizioni di proseguire la partita. Viene ancora curato sul terreno di gioco. Ma tu non puoi entrare? Sì. Sì. Chi l'ha fatto fare il 4? Tanto tu puoi entrare. Ho preso la palla. Ho preso la palla. Ci ho fatto un bellissimo classico. Non era meglio. Però abbiamo fatto un buon insieme. La barella non lo sai, quindi non si è più nessuno. Adesso viene chiamata l'ambulanza per trasportare Colombo. Se tu non è il ballo. Stavo sulla rovesciata. Cosa è successo? La palla è stata Cosa è successo? Adesso veniamoli a vedere. Lei è preoccupata. No, no, niente. Una lussazione. Sì, perché si scioglie. Stai tranquillo. Le chiavi dell'office non è. Perché adesso. Arriva anche l'ambulanza, penso che la sentiate, a breve la vedrete anche. Del Milano. Senza. Guarda, amore non c'è. Ora Io pensavo che avendolo è vero che non c'è bisogno.
che dovrebbe trattarsi di una lussazione alla spalla, frutto dell'atterraggio. Stavo fermo da un bel po'. No, allora devo passare con me di... Cioè... Come ti chiami? Praticamente la palla non è che adesso no? Questo è quello a posto? Sì, hai fatto la spalla. No, la spalla è buffata. Cioè alla spalla? Fuori, ma loro non hanno niente. Beh, nel senso che non vogliono imparare il piano d'arte di non hai niente. E quindi No, questo scende in gamba, no? no, non stai prendendo la partita. Ma nel frattempo? No, Sì, nel frattempo. No, nel frattempo. e in questo caso non va toccato? No. Assolutamente no. Perché se la sbagli, effetto. Se la verità. No, lasciatelo un po'. Lui fa un lavoro diverso. Allora posso andare no, siccome c'è un po' di anni, mamma, c'è pure papà. Quando li prendo, me lo dico. L'importante è che siete qua vicino, perché fate uscire fuori per uscire fuori. Vuoi venire? No. Dunque Scembarella, Colombo. Mamma, è ripresa? Probabile che si cercherà di ricomporre la spalla lussata qui in loco.
Dunque riprenderà il gioco con la palla che verrà scodellata credo a Milano, visto che appunto fa male, ma magari te la fai, ma la fai bene, con la radiografia e tutto, ma da così. sarà stato appunto l'intervento di Colombo sul pallone. Palla a Palermo, allora si riprende. Sono stati 16 minuti e mezzo all'inizio del secondo tempo, però gran parte di questi non si sono giocati per via dell'infortunio occorso a Colombo. Qui non tiene la palla in campo Ferrara, dunque era entrato, come dicevo prima, Patalaro, maglia numero 27. C'è rimessa adesso per Bergamo. Anticipo di Maltese, poi la palla è rimasta in campo e allora prova a spingere Anello, palla lunga a cercare la corsa di Ferrara, in vantaggio però Liberatore, ma Ferrara l'ha presa. Ferrara, uno sguardo al centro, l'anticipo ai danni di Muscolino. Per una volta manca quel piccolo guizzo alla punta di Palermo per riuscire a fare male. Rimessa per Vassallo, colpo di testa di Liberatore, poi palla che arriva in area, Anello, poi Maltese, ancora Anello, tiro respinto, Seminerio, poi conclusione che sorvola la traversa, ci ha provato Maltese. Ne approfitto anche per ricapitolare per chi si fosse perso tutta l'action qui dalla Lombardia, dalla provincia di Bergamo, cosa è successo questa mattina al campo di Scanzo Rosciate. La vittoria ai calci di rigore di Foggia contro Bari, la partita valida per il terzo e quarto posto del tabellone di Coppa Italia, quello per cui ci si sta giocando adesso il trofeo. A seguire il successo di Napoli contro Trani nella finalina terzo e quarto posto del torneo valido per lo scudetto. E ricordiamo a proposito del torneo valido per lo scudetto che alle 17:30 si affronteranno Catania e Bergamo, ovvero le vincitrici degli ultimi due titoli, gli ultimi due tricolori. Qui Arlotta mette in fallo laterale, di testa ancora Arlotta, poi Seminerio affrontato da Iannace che poi se la porta fuori. È rimessa per Campagna, prova a prolungare Seminerio, tocca ancora il numero 2 di Milano, altro fallo laterale qualche metro più avanti per i detentori del trofeo. Seminerio, pallone allontanato ancora da Iannace, poi Campagna ripropone in avanti dove c'è solo gente in maglia verde. Ottima qui l'uscita in palleggio sulla pressione avversaria, poi ancora Iannace un po' titubante. Rimessa per Campagna. Intervento di Stracuzzi, poi spazza Iannace in avanti, Arlotta di testa, poi il controllo da parte di Daniello che va da Vaccaro. Pagano con l'anticipo di testa, poi Zampiccioli con la palla che esce in fallo laterale. Maltese. Intervento su di lui di Foresta, il capitano milanese.
fallo laterale per Palermo, gioco che è ripreso in maniera abbastanza spezzettata. Maltese riesce nella virata, poi però viene fermato, serie di rimpalli, arriva Ferrara, ma arriva anche Arcuri. Giocatore di Milano a terra, si rialza prontamente, si tratta di Zampiccioli, un po' contrariato in panchina Tortorici per Palermo. La punizione per Milano, Liberatore, interviene Campagna che la mette in calcio d'angolo. L'angolo per Milano con Stracuzzi alla battuta. Sarei trattenuta in area, Stracuzzi, secondo palo, colpo di testa e Scalici non ha bisogno di intervenire sul tentativo di Vatalaro. Butticè in avanti, Seminerio non riesce a toccare, prova ad arrivare Muscolino ma lo anticipa Daniello, anzi Vatalaro, Daniello è il numero 29, palla recuperata a Palermo ma Muscolino non riesce a gestire. Vaccaro rischia qualcosa, di fatto colpito Iannace, poi Stracuzzi riceve, Arcuri, Zampiccioli, tentativo stoppato da Vassallo. Rimessa lunga, fa qui scorta Pagano, Butticè allontana, cercato Muscolino che non riesce ad agganciare, poi prova ad inseguire il pallone agli avversari, alla fine la palla se la prende. Cerca qui la corsa di Seminerio, palla però troppo lunga, Iannace indietro a Vaccaro. Sbaglia il rinvio, allora Maltese, tocco per Anello, poi Muscolino, di ritorno per il 7, la finta, Anello in area, Anello prova a calciare, la palla sorvola la traversa, c'è stata la deviazione e allora calcio d'angolo. A terra Anello, viene rialzato, ma intanto occhio al calcio d'angolo per Palermo, e traffico nell'area piccola, alla fine tocco corto per Maltese, arriva ora il cross ribattuto nel tentativo di Arlotta, ci ha pensato Arcuri. Allora, fallo laterale, sempre affidato a Maltese, dentro l'area, prolunga Pagano, il tocco poi a spazzare della difesa milanese. Campagna la gira subito dall'altra parte, Ferrara di testa, Anello e zona tiro per lui, infatti ci prova ma è bravissimo a murare tutto Liberatore, ma occhio a Campagna, il cross, il tentativo di girata di Ferrara sopra la traversa.
Per il momento tutto fermo sulle due panchine. Rilancio, poi chiude Campagna. Messa per Iannaccia in avanti. È libero, Foresta riceve. Palla poi per la giocata tentata da Daniello, fermato. Rischioso questo passaggio. Ferrara passa sul primo, passa sul secondo, per riesce a tenerla. Arlotta. Maltese non arriva, ma c'è Seminerio a dargli una mano. Seminerio sovrappone Campagna. La palla è proprio per lui. Campagna guarda l'area, poi un po' titubante sul cross che arriva, viene ribattuto, ancora Campagna, altro cross, colpo di testa a mettere fuori, ma ancora Palermo in possesso. Arlotta con i pugni Vaccaro, era in posizione regolare qui Muscolino, riconquista Maltese. Arlotta lancia per Ferrara che la può prendere. Ferrara viene fermato, poi ancora una volta il contrasto di Antoniazzi è regolare. Altro problema per Vaccaro. Coscia destra. Zoppica vistosamente il portiere milanese. C'è un cambio proprio per Milano, esce il capitano Foresta. Come dicevo prima, senza la musa la partita non può funzionare, quindi lo stanno tenendo là e alla fine della partita. Spazio per il numero 32 Merli. Riparte Milano con Liberatore, cercato proprio il nuovo entrato, colpo di testa, poi altro colpo di testa dopo quello di Vassallo, quello di Campagna, in alleggerimento a Scalici. In teoria mancherebbero 16 minuti, da capire naturalmente a quanto ammonterà il recupero, considerando il lungo stop per l'infortunio occorso a Colombo. Ferrara qui con la sterzata, fallo di Arcuri, punizione per Palermo. Punizione Palermo. C'è il fischio dell'arbitro. Pallone che spiove, Vaccaro dimostra di aver recuperato dal problemino, poi spazza via Arcuri alla ricerca di Merli, arriva però prima Pagano, poi Maltese controlla a seguire, Maltese prende velocità, salta un avversario che lo stende, si tratta di Stracuzzi. Punizione ancora per Palermo. Punizione, Arlotta prende una lunga rincorsa, fischia l'arbitro, Arlotta cerca la porta, sorvola però la traversa il suo tiro.
Andrà al liberatore ancora una volta a eseguire la battuta. Colpo di testa di Butticè, poi di tacco in qualche modo è arrivato Stracuzzi, poi scontro con Muscolino, protagonista. Poi giocata in avanti di Arlotta, troppo lunga per tutti. Liberatore, questa volta sul passaggio corto del suo portiere. Colpo di testa di Vassallo, poi Campagna allontana. Di testa Stracuzzi. Zampiccioli non riesce a tenere il pallone in campo e sarà dunque fallo laterale per Palermo. Rimessa per Arlotta che torna da Vassallo. Pagano in qualche modo allontana, messo in difficoltà il suo compagno, subito però fallo Pagano. C'è cartellino giallo per Merli. Solo Pagano che batte la punizione. Arcuri in anticipo su Ferrara. Per fallo di Maltese giallo. A terra Arcuri. Da cronometro mancano 11 minuti più recupero che potrebbe essere particolarmente lungo. Arcuri zoppica vistosamente. Viene trascinato fuori quasi di forza. Mi sa che non ce la fa a riprendere perché zoppica in maniera fin troppo evidente dal piede destro. Dovrebbe toccare a Tracanella, maglia numero 23, che era già pronto ad entrare. Vediamo. Dai ragazzi! Per il momento in 10 Milano. Stracuzzi. Iannace di testa Butticè, poi ancora Butticè. Maltese sbaglia il tocco e allora Stracuzzi.
sblocca la giocata con Danello che però non riesce a trovare compagni. Maltese cerca di prendere velocità, poi il tocco per Seminerio. Maltese cerca di cambiare gioco, non riesce. Nel frattempo il capitano è diventato Antoniazzi per Milano. Palla giocata in verticale sulla corsa Ferrara, il rimpallo che lo sfavorisce. È la buonissima chiusura, poi Iannace la tiene in campo, pallone poi messo fuori senza troppi fronzoli. Arcuri è tornata in campo, quindi sembra essere in grado di proseguire a 8 minuti e mezzo più recupero dalla fine. Campagna con le mani da Arlotta, poi Maltese cerca il cross dall'altra parte, Muscolino la fa scendere, poi giocata di Muscolino, fermato da Arcuri, calcio d'angolo. Sta per riuscire il colpaccio al centravanti di Palermo. Io ho sentito la battuta che non Bardia fa, la partita in grado, domani ci hanno messo la X al posto di... Angolo Palermo, primo palo, intervento di Liberatore ad anticipare anche il suo portiere, sarà ancora corner. Ma ancora Arlotta, stessa bandierina di prima. Questa volta cerca il secondo palo, pallone che rimane lì e alla fine allontana Milano. Ancora poco organizzata sulle palle inattive in difesa la squadra in maglia verde e bianca, che però in qualche modo si salva ancora una volta. Con le mani Maltese verso l'area, pallone che rimane lì dopo i primi colpi di testa, poi controllo e tiro di Seminerio, pallone che poi viene spazzato. Serve il pallone. Campagna, scambio con Anello, poi cross di Campagna dove c'è Vaccaro che la chiama, pur essendo solo, alla fine la palla è sua. Rilancio del portiere milanese Pagano, poi colpo di testa di Vatalaro, Daniello, ancora Vatalaro, cerca Merli, poi recupera Palermo, alla fine c'è il tentativo da parte di Bespalco di andare a pressare, è bravo Campagna però, Butticè cerca Muscolino in mezzo alle maglie della difesa milanese che in qualche modo con il Liberatore si prendono la palla, poi sbaglia il 3. Seminerio, Maltese prova a fare correre Anello ma la palla è fortissima. Cambio, o forse cambi, meglio dire, per Palermo, fuori Campagna, dentro Danna con la maglia numero 23, esce anche Seminerio, al suo posto Natale, maglia numero 11. Cambio anche dall'altra parte perché è entrato alla fine se ho visto bene
proprio Tracanella con la maglia numero 23, sì, ma al posto di Iannace, non al posto di Arcuri. Occhio ad Anello, ottima qui la chiusura, per l'arbitro fischia fallo, poi eccessivo, probabilmente sembrava più uno spalla a spalla, punito. Tutto ciò quando mancano poco meno di 4 minuti più recupero, credo che si giocherà per totale altri 10 minuti. Qui l'errore di Vatalaro. Danna con le mani. Poi Maltese per Pagano. Vassallo. Ferrara. Duello ancora con Arcuri, la rimessa è per Palermo. Muscolino in avanti, provate a innescare Maltese, non c'è riuscito. Poi pallone allontanato. Arcuri passa in bello stile su Ferrara. Poi il recupero, palla di Anello. Anello cerca il cross per Muscolino. Troppo lungo. Cambio per Milano. Alla fine Arcuri esce. Entra Griffini, maglia numero 10. Liberatore che si occupa anche di questo rinvio. Griffini a duello con Danna, la meglio quest'ultimo. Sbaglia poi il tocco. Ancora si lotta, Anello prova a riprendersi il pallone. Alla meglio però Stracuzzi. Poi fallo di Anello. Battuta lunga, colpo di testa di Merli, poi altra zuccata di Zampiccioli, il cross da parte di Griffini, però ad arrivare Zampiccioli dopo il primo salvataggio. Ancora Milano con Stracuzzi, conclusione da dimenticare. Attendiamo ora solo la segnalazione del recupero che arriverà tra qualche secondo. Palla già battuta, rimessa per Palermo. Vassallo. Pagano riesce a servire Arlotta. Poi Natale col tocco troppo lungo per Danna. Scaduti i 90 già da qualche secondo. Battuta del fallo laterale, non riesce a gestirla Bespalco.
con le mani Danna. Non riesce, lo scambio con Arlotta. Patalaro. Liberatore rischia di perderla, alla fine quasi la perde e l'arbitro probabilmente qui lo grazia fischiando questo fallo. Punizione Milano. Iannacè sale, poi contatto tra Merli e Butticcia e fallo di quest'ultimo. Punizione Milano con Stracuzzi. Fischia l'arbitro. Stracuzzi la scodella in mezzo, la deviazione e il gol di Bespalco proprio nel finale. Milano passa in vantaggio, ci voleva un episodio, è arrivato, lo trova Milano, 1-0. E dunque si sblocca la partita proprio nel recupero con Bespalco che l'ha messa lì dove non poteva arrivare Scalici. Ora vediamo quanto ancora c'è da giocare. Si riprende Maltese, Natale, poi Vassallo, passa dal centro, Arlotta, Danna, lancio di Arlotta alla ricerca di Ferrara che prova ad arrivare, Ferrara si è inserito, Ferrara in area, va a terra, si continua a giocare, alla meglio la difesa di Milano, ma ora un'altra opportunità. Attenzione qui al cross, Vaccaro in qualche modo interviene, poi Natale anzi no, non difende l'uscita perché c'è Danna, il cross, controllo di Ferrara e tiro ribattuto, calcio d'angolo, adesso Palermo all'assalto. La battuta, colpo di testa a mettere fuori, poi Ferrara riesce a passare resistendo anche ad una carica, se la riporta sul destro, il cross, la palla arriva lì e segna Pagano per il pareggio del Palermo, incredibile, tutto nel recupero, risponde subito Pagano ed è di nuovo parità e i giocatori di Milano protestano all'indirizzo dell'assistente. Ancora proteste, ma è inamovibile sia l'arbitro che la coppia di assistenti. È parità dunque.
Comunque vediamo adesso quanto manca, perché sono passati più di 6 minuti. Dai Milano! Qui la corsa di Bespalco allontana Butticè. Adesso ci riprova Milano, che sentiva la vittoria e sentiva la coppa ormai tra le proprie mani, e invece si è fatta riacciuffare. Qui Merli fermato, spazza via Danna, poi Stracuzzi non la tiene in campo. Rimessa che finalmente viene eseguita. Maltese, poi Arlotta prolunga, fallo laterale ancora per Palermo. Maltese, ancora Maltese, fermato senza fallo da Bespalco, rimessa per Milano. Liberatore, fuori misura il suo lancio, e Arlotta che gioca su Natale. L'entrata di Iannace è regolare secondo il direttore di gara, poi Stracuzzi, si lotta lì in mezzo, alla meglio proprio il numero 7 di Milano, poi Vatalaro sbaglia, allora Natale però a prenderlo in velocità, ancora l'11 di Palermo che mette in mezzo il miracolo di Vaccaro sul tentativo da parte di Muscolino al minuto 100, calcio d'angolo, parata pazzesca di Vaccaro. C'è l'angolo per Palermo con Arlotta nel mucchio, la lisciano in due, si continua a giocare. Batte Butticè, colpo di testa di Bespalco, poi Maltese palleggia, ancora Maltese affrontato fallosamente. Dai, ce la pugniamo! Dai, ce la pugniamo! Non litigate, ragazzi. Non litigate! Tanto è entrato, mentre c'è il cartellino giallo per Griffini, è entrato per Palermo, è uscito Vassallo ed è entrato Paolo Ferrara, maglia numero 15. Siamo oltre il 100°. Punizione Palermo. Battuta lunga, stacca qui Vatalaro, poi allontana Stracuzzi, basta così e allora si va
ai tempi supplementari per assegnare questa Coppa Italia. Si riprende a giocare dunque 2 supplementari da 10 minuti ciascuno per capire se saranno necessari i calci di rigore.
Arlotta. Arlotta ancora col lancio, prova ad arrivare per primo Tracanella che mette in fallo laterale, dunque parte in attacco Palermo. Maltese prestato da Zampiccioli, poi ancora Maltese la ritrova. Natale troppo corto il tocco per Arlotta, allora Zampiccioli prova a spingere per Milano, prova ad allungare la falcata, lo insegue Pagano, il cross è ribattuto da Natale e poi Natale si becca il 5 da Pagano. Rimessa per Tracanella, poi Maltese al duello con Stracuzzi, rimessa per Palermo. Rimessa che verrà eseguita da Paolo Ferrara. Maltese non controlla bene, viene bruciato da Bespalco che prova ad andare, va sul fondo, si allunga anche la sua maglia, poi calcio d'angolo. Però tu non l'avevi buttata. Tu non l'avevi buttata. Bene, l'ho messo. Sulla palla va Stracuzzi. Numero 7 di Milano mette al centro il pallone, a vuoto tutti, poi dall'altra parte arriva Griffini. Si gira Griffini, propone il cross, c'è la deviazione, pallone che arriva in aria, liberatore, viene fermato da Danna che poi riesce anche a evitare le prime scivolate avversarie. Come ci vedo? Qui pallone già recuperato da Milano. Merli, chiuso. Allora Pagano può giocare su Ferrara che ha ancora fiato, ancora gamba. Arlotta cerca di cambiare gioco, lo fa dalla parte di Muscolino che la aggancia e la tiene in campo. Muscolino allunga la falcata, prova ad entrare in aria, c'è l'ottima chiusura da parte di Iannace che rimane anche a terra. Si rialza adesso, anzi tratta, se ho visto bene, di liberatore. E occhio al calcio d'angolo adesso per Palermo. Pallone che spiove, altro colpo di testa tentato da Pagano, poi Stracuzzi deve allontanare. Merli riesce a servire Antoniazzi e poi tocco di Danna in fallo laterale. Si è dato metà, la prima metà di questo supplementare. Merli fermato, poi prova a riprendersi il pallone, lotta anche Danna. Palla per il gruppo in maglia rosa, Anello non riesce a controllare, arriva Natale a dargli una mano. Maltese cambia gioco dalle parti di Ferrara che ha spazio. Ferrara gli va a supporto anche l'altro Ferrara in campo per Polo, conclusione di Manfredi Ferrara, alta.
Liberatore va a lanciare come di consueto lungo, colpo di testa di Paolo Ferrara, poi Danna, pressato, perde palla, subentra Maltese, trattenuto ancora Maltese, calcio di punizione, fallo di Antoniazzi. Arlotta lancia dalle parti Muscolino, Vaccaro la prende praticamente a ridosso della linea del limite dell'area, rimessa per Palermo con Paolo Ferrara. Pagano alza la testa, Pagano cerca di lanciare una palla lunga su Anello, ancora i pugni di Vaccaro. Natale, cross lunghissimo dall'altra parte, Muscolino cerca di agganciarla, rischiato di farsi malissimo qui Muscolino. Per fortuna non è successo niente. Detto una cosa la faccio così. Paolo è rovesciata. Perché davano 0 con dei Ancora Liberatore a lanciare, 7,5 nel primo supplementare, quindi 2,5 da giocare. Stacca Maltese, poi Anello prolunga per Natale, anticipato da Iannace, poi ancora i due al duello, rimessa per Palermo alla fine. Pallone affidato a Danna che serve Arlotta. Cercato Paolo Ferrara che può agganciare indisturbato. Muscolino, poi Tracanella riesce a giocarla in avanti. Bespalco calcia addosso a Manfredi Ferrara, la palla non esce, serie di trattenute, ancora Bespalco, poi sgomita Bespalco, concede calcio di punizione. La stessa Zolla da cui è partita la punizione del gol di Bergamo, il gol di Milano, più che di Bergamo viene dopo. Arlotta sulla palla, la punizione per Arlotta, fischia l'arbitro, primo palo, interviene Bespalco. Sarà comunque fallo laterale per i detentori del trofeo. E Paolo Ferrara che lascia a Maltese. Ultimi secondi di questo primo supplementare, poi ce ne sarà un altro. Maltese con le mani in area, allontana Vatalaro, poi Merli fermato, fallo di Butticè, punizione Milano. Detto di gara che guarda insistentemente il cronometro e pone fine al primo supplementare, sempre 1-1.
blocca dunque al secondo tempo supplementare. In ogni caso saranno gli ultimi 10 minuti per Palermo e per Milano. Si riparte. Stracuzzi pressato, poi il tocco largo, lancio di Vatalaro, intercetta Anello, lancio dall'altra parte a cercare Manfredi Ferrara, pallone in area, Muscolino, se la sistema Muscolino, poi c'è il tocco Maltese sinistro ribattuto, arriva comunque Vaccaro. Qui chiaramente manca anche un po' di lucidità. Ovviamente trattasi di tempi supplementari, magari chi si collega adesso vede 10° minuto, si chiede se la partita è iniziata da poco, in realtà la partita è iniziata da più di 2 ore. Punizione a Milano. C'è il fischio dell'arbitro con Stracuzzi che va alla battuta. Colpo di testa di Pagano e continua a lottare tra Canella. Lancio lungo per tutti. Arriva Scalici. Rilancio dalle parti di Anello, cercato ma non trovato perché c'è Stracuzzi. Poi Buttice per Natale. Maltese prova a lanciare, ma è bravo Iannace. Dai, corre! Merli. Riesce a girarlo, lo fa molto bene per Bespalco e zona tiro, lo prova, tiraccio. Tanto ci si inizia a preparare perché tra mezz'ora si gioca tra Bergamo e Catania in palio, come l'anno scorso, lo scudetto tra queste due squadre. Pagano. Natale. Può avanzare. Rischia di perdere palla, poi alleggerimento a Pagano. Cross di Paolo Ferrara intercettato, poi ancora Natale sul pallone. Pagano. Maltese. Cerca di lanciare per Muscolino, interviene Liberatore che ha sempre fatto ottima guardia. Poi Antoniazzi e lancio lungo da parte di Tracanella dove c'è però solo Pagano. Maltese. Arlotta d'esterno, colpo di testa a mettere fuori. Poi Liberatore, lancio dove c'è Merli che però è da solo. Merli la protegge, fa arrivare i compagni. Poi Stracuzzi, attenzione al lancio dall'altra parte, esce Scalici che prende la palla, c'è da fermare per il gioco, c'è un giocatore di Milano a terra. Si trattava di Zampiccioli che si è rialzato. Per la palla da scodellare a Palermo, 5,5. Poi eventuali calci di rigore. Lancio di Arlotta. Manfredi Ferrara prova a passare, Tracanella lo ferma ma commette anche fallo.
Allora occhio a questa punizione per Palermo. Un po' di perdita di controllo rispetto alla facilità di macchina aperta, di ricordo con l'accensione potente. Sulla palla Arlotta per questa punizione per Palermo, fischia l'arbitro, palla che arriva sotto porta, allontanata poi definitivamente alla difesa milanese. Danna da ultimo uomo con tutto il tempo per impostare, va da Paolo Ferrara, Natale stringe il campo, poi va da Arlotta che lancia lungo, Anello insegue il pallone, Iannace su di lui, c'è il contatto, fallo qui. Un po' troppo vigoroso il contrasto di Iannace. 16 minuti e 16 secondi giocati, poco meno di 4 alla fine. Punizione per Arlotta ancora una volta, fischia l'arbitro, Arlotta la fa spiovere, colpo di testa a mettere fuori, poi Natale ricicla l'attacco per Palermo, va sul fondo Natale, mette in mezzo, troppo lungo il suo cross. Rimessa per Iannace, per Milano. Di testa Arlotta. Poi ci riprova Griffini, ora Merli. Merli la tiene in campo, poi carambola con Natale, rimessa ancora per Milano, ultimi 2 minuti e 20. Battuta lunga, stacca Merli, poi Arlotta la gioca dall'altra parte dove c'è Manfredi Ferrara, corre Manfredi Ferrara, pallone messo in mezzo, c'è Anello che fa sponda, Arlotta, tiro, pallone fuori, non di molto ci ha provato qui Arlotta. Battuta lunga, Paolo Ferrara, pallone in avanti, Muscolino, pallone che passa, Maltese, poi Natale allarga sulla destra che sta arrivando Danna, cross, va Caro, questa volta blocca e fa benissimo. Griffini, altro colpo di testa, sta per scadere anche il 20°.
Vai Marco! Qui Annace palla che va fuori. Scade il 20° e allora saranno calci di rigore. Ci becchiamo tutto la Scusa, dove tirano di gol? Lo dovranno decidere. Venerdì abbiamo tirato. Fra, si può entrare? Si può entrare? L'arbitro! Non so se si è arrabbiato o no, però forse
Si parte con i rigori dunque, il primo a calciare sarà Arlotta per Palermo. Iniziano già a prepararsi Bergamo e Catania, ma intanto c'è da pensare a questa Coppa Italia. Fischia l'arbitro Arlotta con il tiro che spiazza il portiere Vaccaro. 1-0. Un tiro, un gol per Palermo. Ora Milano col primo rigore affidato ad Antoniazzi, diventato capitano dopo l'uscita di Colombo, dopo l'uscita di Foresta, non Colombo. Fischia l'arbitro Antoniazzi, e aveva intuito Scalici. Un tiro, un gol per entrambe. Sarà Maltese il secondo rigorista per Palermo. Fischia l'arbitro maltese, la piazza e spiazza il portiere milanese. Ora tocca a Bespalco, che al minuto 91 dei tempi regolamentari stava regalando il gol vittoria alla sua squadra, salvo poi vedersi ricacciare l'urlo in gola 4 minuti dopo. Bespalco contro Scalici, fischia l'arbitro. Bespalco, gran rigore questo. 2 tiri e 2 gol per entrambe. Manfredi Ferrara è il terzo rigorista per Palermo. Fischia l'arbitro. Ferrara batte anche lui Vaccaro, 3 tiri 2 gol per Palermo. Ora tocca a Stracuzzi per Milano. Fischia l'arbitro. Parte Stracuzzi e questa volta Scalici la prende. Ha intuito i primi 2, il terzo lo respinge. E allora primo vantaggio per Palermo dopo la terza serie di rigori. E adesso tocca all'uomo che ci ha presi per le orecchie e ci ha portati fino a qui, ovvero sia Pagano, con il suo gol al 5° minuto di recupero.
Pagano per provare a rafforzare la leadership di Palermo e segna Pagano, 4 tiri, 4 gol per Palermo e arriva adesso il primo match point per i detentori del titolo, perché se sbaglia Iannace è finita questa finale ed è finita la Coppa Italia del campionato italiano riservato ai dottori commercialisti e agli esperti contabili. Iannace contro Scalici, quarto rigore per Milano, fischia l'arbitro, rincorsa lunga del sinistro, imparabile per Scalici, 4 tiri 3 gol per Milano e ora Anello che ha sul suo piede la palla che può regalare un'altra Coppa Italia a Palermo, ma c'è da battere prima Vaccaro. Anello con una rincorsa molto corta, fischia l'arbitro, va Anello e Palermo vince di nuovo la Coppa Italia e lo fa superando ai rigori Milano. È la festa di Palermo, alcuni vanno ad abbracciare Anello, altri vanno ad abbracciare Scalici, altro eroe. Con il tiro dal dischetto sbagliato, o meglio parato. E dunque Palermo si aggiudica la Coppa Italia. Naturalmente onore al merito a Milano per aver lottato con le unghie e con i denti e solo dopo i calci di rigore, dopo 100, direi 120 minuti di battaglia, perché ci sono stati più di 10 minuti di recupero, e qui la festa che ormai è entrata nel vivo. Vi lasciamo con l'ambientale della festa di Palermo.
Ci sediamo, non è che non fa niente. Comunque chiudiamo questo collegamento, a breve Bergamo e Catania per l'assegnazione dello scudetto. A tra poco.